Ciao, benvenuti e bentornati sul canale Super. Siamo qui oggi con un nuovo video. E che video? Un video improvvisato con Andrea. Oggi per la prima volta esplorerò la Fuse Gamer House con qualche sorpresa. Che ore sono? Tardi, sono le 4:39. Molto tardi, Andrea. Tra l'altro domani abbiamo una sveglia molto presto, alle 5 e adesso ci incamminiamo. Però prima di farvi vedere la Fuse Gamer House, Ascensore. lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale Andrea, quanti mi piace? Dando modo se qualcuno si sveglia, 5.000 mi piace e Super Alan caga nel soggiorno. Della Fuse Gamer House. Sì. Andiamo. Allora, stiamo per salire e indovinate chi ha fatto questo. Urlalo un pochettino. Secondo me chi l'ha fatto questo, raga? Indovinate nei commenti. Allora siamo in ascensore e stiamo per salire alla Fuse Gamer House. Sì, e troveremo un ospite speciale. Sì, con una sorpresa. Come l'hai preso? Lo vedrete. Ma adesso Andrea. allora, siamo pronti. Dovevo svegliare Mirko? Subito. O vuoi vedere prima la casa e poi svegliare? No, dobbiamo prima svegliare Mirko. Però ho già notato una cosa. Andrea, quello è lui. Chi è? Allora, dovete indovinare nei commenti questo chi è? Mirko, Fuse o Antonio? Ragazzi, indovinate. Poi vedo le scarpe di Andrea. Queste sono di Mirko. Intanto ho strappato un braccio, lo metto sulle cosce. Questo è un ricordo che gli lascerò all'omino. Ho subito a svegliare Mirko. Vai che ti prendo io. Qua. Devi urlare Wayu ciao. Aspetta, andiamo. Devo urlare? No, mi prende. Mettiti. Ah, vai sopra al vino. Se mi prende male, No, non ti prende. tu non urli. Dici che domani è la festa a scudetto. Tu non urli. No, vai tu. No, Andrea, tutte e due. Vai tu. Ok, tutte e due. No, non è vero, fa solo lui. Ciao. Pontazza. Oh no. Toccalo. Mirko. Mirko, ci dedichi un Wayu, ciao. Mirko, ci dedichi un... L'ha detto, eccola. T'ha distrutto. No, mi fai letto, stiamo andando presto sulle 7. No, dobbiamo andare, ci dobbiamo svegliare. È sulle 8. Lasci da noi. Sono le 8, mi. No, questo c'è il fuso orario. C'è il fuso orario questo. Siamo andati a diventare alle 3, sono diventare Alle 3? alle 3 e un quarto, 2 1. Domani la sveglia presto. Siamo distrutti. Allora. Vabbè, vlog della stampa. Vai. Allora. Oh, Andrea. Aspetta. Vediamo se va adesso. Ok. È morto. Yeah. La pontazza. Oh, allora ragazzi, appena si entra sulla porta c'è scritto Fuse Gamer. Ecco, là. Poi sulla sinistra, come si chiamano? Su delle luci, come si chiamano? Vabbè, comunque FG. Poi qua il simbolo di penso. Sì. Fuse Gamer. La polvere. Qua c'è la polvere di Fuse Gamer. Vabbè. Qua invece ragazzi c'è la sorella di Fuse Gamer, Diletta Gamer. Qua c'è la maglia di Cavani, originale penso. Sì, la sto. Cioè, quella originale veramente. Di lui proprio? Forse indossata, sì. Ok, qua abbiamo un album calciatori panini. A breve avrete invece l'album della YouTuber League. C'è anche la mia figurina. Poi c'è la card di Maradona che vedete sempre nei video sponsor di Andrea. Abbiamo un paio di palloni che vi ha regalato Adidas. Allora, qua c'è un quadro degli Aliz, però vabbè, tranne lui, perché è uscito, non ne fa più parte. Vabbè, qua c'è tutta la roba, campioni d'Italia, c'è altri palloni, altre figurine, qua c'è Insigne. Fateci sapere nei commenti se è meglio Insigne o Kvaratskhelia. Poi allora qua vi faccio subito vedere, sono delle targhette che non vedrete mai a casa mia. Quella di YouTube, 100.000 iscritti, 1 milione, eccetera. Vabbè, qua c'è una sedia da gaming, anzi no, da gamer penso si dice. Altre due che siete soliti vedere nei video. Poi qua sta tutta la postazione di Andrea, voglio. Mi piace nei video. Guardate qua quando uno deve spendere per fare comunque le cose fatte bene. Ci stanno due Elgato, le luci. Questa ce l'ho, una solo però, è solo una. Qua c'è Mirko e là pure. Allora aspetta, ce ne andiamo nell'altra stanza, però ci devi dire una cosa. Già sai cosa. Ciao. A posto. Quindi procediamo domani mattina, svegliaci. Porca troppo. Dove andiamo? Dimmi tu.
No. Allora, vabbè, Però la cucina... qua c'è la cucina che avete visto penso in qualche video, in qualche storia. Vabbè, è una cucina semplice. Questa è la cucina, qua sta il tavolo, qua sta il frigo e castope. Bagno di Andrea. Qua è dove urina e defeca. Ok. Poi, allora, mo sono sincero, questa è la stanza che volevo subito vedere. Infatti se la sono conservata per ultima, in fondo a destra. La conoscete bene. Allora aspetta, chiudi gli occhi. Ok, chiudi gli occhi. Posso aprire? Sì. Vai giù, è bella veramente, vai giù. Guardate qua, dove sto? Qua ci vuole tanto per descrivervela. Vabbè, la conoscete bene, però c'è la porta da calcio, che però non ho mai capito, ma è una porta, cioè non è una porta vera. O sì? Ok? Poi vabbè ci sta la maglietta di Di Lorenzo firmata con dedica. Vabbè è stata appositamente messa in una teca. La stessa cosa è stata fatta per quella là di Politano, Matteo. Poi c'è quella là di Alessio Zerbin, Hamsik che si era un po' scesa. Un'altra maglia di Cavani. Questo è fresco fresco. La prima pagina del Corriere dello Sport, campioni d'Italia, Napoli festeggia il terzo scudetto. Altro scudettone con qualche film. Andrea, quale film è su? Allora questa già te la dico io. Anch'issa penso. No? È anch'issa. Zielinski. Gaetano, no, non è il... E che mi... però quella è la prima lettera. La G. E quindi il nome di... Giovanni Di Lorenzo. Giovanni Di Lorenzo. Guardi, questo invece... questo è il numero. No, pure io non l'ho capito. Ma tu lo sai di chi è? È l'uomo più forte al mondo. Mario Rui. No. Kvara. No. E chi è? L'uomo più forte al mondo. Elmas. No. Gaetano, no. Bro. E chi è? No, Insigne. No. È di quest'anno? Non lo so. Guarda, non me l'ha detto quando, l'anno è più forte. Osimhen. Mamma mia. Però è il numero. Andrea, è il nome. Lo so. È il numero. Vabbè, qua c'abbiamo i cartonati di Insigne, cartonato di Mertens. Quanti pollici è sta televisione? No, 50. 60. 55. 55. Quindi stavo vicino. Qua c'è un quadro storico di una reaction storica. Che reaction è? Tu sicura la sai? Napoli-Benfica 4-1. O 2, no 4-2, scusa. Storica, ma perché? Cioè, non tanto proprio per la partita, penso. Che non me la ricordo bene a mente, però c'è comunque una foto storica, Sì. me la ricordo. Qua c'è un puffo, qua c'è il pallone della Serie A, un po' di erbetta. Questa invece, vi dico la verità, pensavo fosse, no, erbetta vera, però pure sintetica. Invece no, tipo un tappeto. Sì. È un tappeto? C'è il divano. Aspetta. Ok, allora mi siete al posto di mister. Siete in amore qua. Fileremo bene, voglio. Poi abbiamo, alcuni attrezzi del mestiere. Questo è un cavalletto per la fotocamera. C'è la ruota della la ruota della fortuna. Sarebbe. Andrea, però è Pisichlu format. Abbiamo refuso troppi soldi. Ci sta. Non so se. Allora, se io lo so, non ve lo voglio dire. Se siete arrivati fino a questa parte del video, ditemi che format era questo qui. C'era anche Carlo, spoiler, ring light, calzini. Andrea, vuoi dire una cosa che non ti aspetti. Perché io ho visto questa cosa qua, dove stanno tutte le maglie. Sì. Pure quella là più scema, un regalo. Quella là più scema che tieni. Ma non te so di... C'è una cosa, se arriviamo a 10.000 mi piace Mi regali la maglietta di? della Fiorentina. 10.000 mi piace, vada. Sì. Andrea, faccio 10.000 visualizzazioni, come Facciamo fai? 7.000. Ma non faccio manco 1.000. Facciamo 5.000. 5.000 mi piace. E mi regali la maglia della Fiorentina? Sì. Originale? Sì. Sono tutte originali. Ovvio, sì. Sta pure quella dell'Italia. Vabbè, qua comunque è una bella cosa. Questa invece, vabbè. Falsa. Vabbè, una piccola coppetta, ci sta. Megafono. Un paio di quadri top. Mi piace perché sono un bimbo e mi piacciono queste cose come un giocattolo di Messi. Aspetta. E stai quasi per cagare sotto. Ok, qui altre maglie estese. Calzini già avete visto. Ragazzi, penso che... voglio il Dios, sta qua, bellissimo. Altro scudetto. Comunque, vi giuro, Drasid sembra di stare nella casa del Napoli. Ragazzi, Andrea. C'è la bandierina. Fischietto e 2 cartellini di Mirko F93 che rompe i che ti fischia addosso. Pensavo fosse il libro vostro, invece ce l'avete? Non ce l'avete la copia? No, ancora no. Va bene ragazzi, comprate il libro di Andrea, leggetelo. Andrea, bella, mi piace. Voto da 1 a 10. 10. Sincero è bello. Cioè per un tifoso del Napoli è bello, ce la conoscete già, però ti colpisce. Ma c'avete anche, no, che è questo? Tipo un frigo? No, sì. Un frigo, però inutilizzato. Sì. Beh, ok. Andrea, tu che sei del mestiere, chiudiamo. Un bel mi piace, un bel commento. Iscrivetevi al canale, noi ci ripicchiamo in un prossimo video. Bella ragazzi.